Sì. Puoi togliere la musica. Togli pure. Ok, buonasera a tutti, bentornati e un saluto ai nostri spettatori sul nostro canale YouTube. Stiamo questa sera camminando verso la fine del nostro seminario sul Nuovo Testamento. Abbiamo fatto qualche settimana fa anche quello dell'Antico Testamento e probabilmente a gennaio/febbraio, vedremo il momento giusto, studieremo anche il libro di Apocalisse, ok? Quindi questo è più o meno il programma che stiamo perseguendo. Va bene, io vorrei fare una preghiera insieme a voi prima di partire e poi facciamo un velocissimo riassunto di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, ok? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore per questa sera insieme. Ti chiediamo Signore di guidare ogni cosa, quello che verrà detto, le domande. Suscita Signore in noi questo interesse per la Tua parola. E grazie Signore perché ogni volta che noi ci avviciniamo Signore a queste verità noi cresciamo nelle Tue vie. Ti chiediamo tutto questo e ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, allora per fare un breve ripasso di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Abbiamo visto alcuni libri del Nuovo Testamento, in particolar modo i 4 Evangeli più gli Atti degli Apostoli, e la cosa particolare abbiamo visto che i Vangeli sono stati scritti 4 perché c'era un motivo ben preciso, ossia Dio voleva raggiungere tutte le culture dominanti che c'erano lì nell'epoca. Ed è interessante quello che abbiamo visto, che c'è quel testo della lettera ai Galati che dice che quando è giunta la pienezza dei tempi Gesù è venuto, no? E abbiamo visto che c'era un motivo ben preciso perché Gesù è venuto in quel periodo storico. Perché? Perché c'era una capacità, una possibilità di comunicazione del Vangelo completamente diversa, molto catalizzante per il cristianesimo. Abbiamo visto che sotto l'impero romano c'era questa possibilità, per esempio, i romani, abbiamo detto, erano dei grandissimi costruttori di strade, perciò libera circolazione di uomini e di idee. C'era la Pax Romana, che era un'altra assicurazione sulle società che loro conquistavano, e quindi le persone potevano passare liberamente da una parte all'altra senza rischiare di incontrare guerre, di incontrare difficoltà di qualsiasi tipo. Poi c'era il diritto romano, ossia un cittadino romano, per esempio, come è stato scelto da Dio l'Apostolo Paolo, che era proprio per diritto di nascita, era un cittadino romano, è stato usato potentemente per espandere il Vangelo in tutto l'impero allora conosciuto. Okay? Io penso che Paolo, da quanto dicono gli studiosi, abbia lasciato dietro di sé centinaia di migliaia di persone convertite al cristianesimo che prima erano o pagani o facevano parte veramente di religioni misteriche, si dice così, che erano molto sviluppate lì nell'epoca. Ok? Quindi questo più o meno è quello che abbiamo visto nei Vangeli. Atti degli Apostoli abbiamo visto che praticamente i protagonisti dell'espansione del Vangelo sono stati praticamente 2, più gli altri apostoli, che però hanno sempre viaggiato un po' ai margini, almeno nel racconto biblico, no? I 2 grandi personaggi sono stati Pietro nella prima fase, dal capitolo 1 fino al capitolo 12, dal capitolo 13 in poi comincia a crescere questa figura, questo astro nascente del cristianesimo, che è l'Apostolo Paolo, che fa 3 viaggi missionari, più un ultimo viaggio, il 4, che è a Roma, come uomo prigioniero, ok? In realtà lui esattamente si è appellato a Cesare attraverso il diritto romano di cui parlavamo prima, e quindi è andato fino a Roma come prigioniero, ma come un prigioniero privilegiato, almeno questo nella prima prigionia. Poi nella seconda prigionia vedremo tutta un'altra storia, ok? Quindi adesso abbiamo tutto il pacchetto delle lettere, no? Delle lettere che sono state scritte dagli apostoli, ma non solo dagli apostoli,
perché per esempio abbiamo 2 persone nel Nuovo Testamento che non erano apostoli, ma persone molto vicine agli apostoli e anche molto vicine a Cristo. Per esempio Giacomo, la lettera di Giacomo, Gesù era il fratellastro di Gesù, insieme all'ultimo, che è l'ultima lettera del Nuovo Testamento, che è la lettera di Giuda, che non è Giuda Iscariota, ma Giuda, l'altro fratellastro di Gesù. Quindi questi due, oltre alla lettera agli ebrei di cui non conosciamo l'autore, ma sicuramente, come dicono tutti i teologi, l'autore è lo Spirito Santo. Okay? Quindi tutte le altre lettere invece noi conosciamo i nomi: Paolo, Giacomo, Giovanni e Pietro. Okay? Queste sono tutte le lettere che noi abbiamo a disposizione. Paolo ha scritto 13 lettere, okay? Mentre gli altri apostoli ne hanno scritte 8, quindi abbiamo un totale di 21 lettere nel Nuovo Testamento. Però prima di affrontare un po' ciascuna queste lettere, che sono importantissime, noi dobbiamo pensare a qual era l'ambiente spirituale, perché poi così capiremo anche il contenuto di queste lettere. Okay? Allora, cosa stava succedendo mentre il Vangelo veniva predicato dagli apostoli e da tutta ovviamente la Chiesa che stava crescendo? Allora, stava succedendo che stavano già nascendo le prime eresie cristologiche, ok? Ossia, non solo veniva predicato il Vangelo, ma venivano predicate delle dottrine, tra virgolette, alternative, che in qualche modo inquinavano, avvelenavano il cristianesimo delle origini, ok? E quindi queste dottrine cominciavano in tante chiese a prendere piede, ok? Perché non c'era... Allora, voi dovete immaginare che il canone biblico è arrivato praticamente alla fine del IV secolo d.C., quindi 400 anni dopo che gli apostoli hanno predicato. Quindi c'erano sì delle lettere circolari. Per esempio, l'apostolo Paolo diceva: fate che questa lettera venga letta anche nella chiesa di... Okay? Lui lo diceva e queste lettere circolavano, ma la Chiesa primitiva aveva solo l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento sarebbe arrivato praticamente in Occidente nel 367 d.C., mentre al contrario, in Oriente nel 367 d.C., in Occidente nel 397 d.C. Quindi potete immaginare 400 anni. I primi discepoli praticamente erano, a meno che non conoscessero veramente di persona gli apostoli, potevano essere influenzati da tante situazioni, predicatori che dicevano un po' quello che volevano, okay? E si basavano praticamente sulle loro intuizioni. Allora, di queste dottrine cristologiche, eretiche, noi ne troviamo traccia già nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli e soprattutto nelle lettere. E qua troviamo subito una grande motivazione per cui le lettere sono state scritte, ossia la Chiesa era neonata, ok? C'era sì questo grande entusiasmo di trasmettere la parola di Dio a tutto il mondo, però non c'era quella conoscenza, non c'era quella struttura teologica sana, ormai finalizzata è così, punto basta. È vero che c'erano gli apostoli, ma non c'era questa circolazione armonica di tutte le dottrine. Quindi che cosa è successo? Gli apostoli hanno cominciato a scrivere queste lettere per correggere tutte queste deviazioni dottrinali e non solo, anche delle deviazioni morali. Noi vedremo per esempio la chiesa più problematica nel Nuovo Testamento è la chiesa di Corinto, e vedremo lì che c'era una situazione particolare, ossia Corinto era una città dove c'era la prostituzione sacra, ok? Quindi i Corinzi erano un popolo, e la città di Corinto era un popolo dove le persone andavano là a divertirsi, e i cristiani che si convertivano in qualche modo portavano all'interno della Chiesa certe attitudini che erano proprie
di quella città. E quindi che cosa fa l'Apostolo Paolo? Scrive la lettera ai Corinzi per correggere tutte queste situazioni che venivano avanti nella Chiesa, per purificare la Chiesa. Insomma, se io dovessi fare un parallelo, no, tra perché servivano queste lettere, le chiese erano praticamente dei neonati che andavano cambiati, che andavano accuditi, che andavano confortati, che gli bisognava dargli il biberon, insomma, in poche parole questo era il motivo per cui sono state scritte le lettere: correggere tutte le cose che non corrispondevano con la sana dottrina e con la condotta morale cristiana. Ok? Allora, una delle grandi, purtroppo, dottrine eretiche che sono nate in seno alla Chiesa, e pare, non c'è una sicurezza 100%, ma pare che sia nato da uno dei diaconi che è stato eletto in Atti capitolo 6, ok? Che si chiamava Nicola. Uno di questi 7 diaconi ha strutturato, pare che sia stato veramente lui attraverso gli scritti dei padri della Chiesa, la dottrina dei Nicolaiti. Questo noi lo troviamo nel libro di Apocalisse. Vi leggo io un versetto che si trova in Apocalisse capitolo 2, versetto 6, e dice così: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Okay? Nelle 2 lettere, le prime 2 lettere dell'Apocalisse alle chiese, c'è questa dottrina che è la dottrina dei Nicolaiti. Che cosa faceva questo signore che si chiamava Nicola? Lui diceva che in quanto il corpo, la materia è male, la materia come corpo si poteva abbandonare a qualsiasi peccato, perché tanto quello che conta è lo spirito. Qua in embrione praticamente c'era la dottrina liberale, ok? Allora, è quello che noi oggi vediamo, chiese che purtroppo accettano omosessualità, aborto, matrimoni tra omosessuali, eccetera, no? Dolce morte, ossia eutanasia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi sono tutti principi che noi rispettiamo queste idee, ma ovviamente abbiamo una posizione molto più radicata nella parola di Dio. Okay? Quindi questa dottrina liberale, okay, io mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, è già nata là nel primo secolo dopo Cristo, ossia proprio nell'embrione della Chiesa. Quindi gli apostoli ovviamente hanno dovuto cominciare a combattere questo liberalismo, in particolar modo questo per esempio era là a Corinto. Se tu vai in 1 Corinzi capitolo 7 tu dici cosa stava succedendo lì? Allora c'erano delle persone che addirittura tenevano come concubina la matrigna. Questo è quello che succedeva per esempio lì a Corinto. Vai a leggere, tutti vengono i capelli dritti, ma è questo che succedeva, no? Ma perché, fratelli, è così che succede. Allora loro non avevano proprio la struttura né dottrinale né morale per cominciare, e l'Apostolo Paolo è stato mandato là proprio per, no, correggere tutte queste cose. Quindi i Nicolaiti. C'era un'altra dottrina che era questa, la dottrina dei docetti. Questa parola un po' strana. I docetti, docetin, vuol dire apparire. Va bene? Cosa sostenevano questi docetti? I docetti dicevano che Cristo era un essere apparente. Per loro Dio non poteva essere messo in croce. Quindi, secondo questa dottrina, Cristo era salito in croce, ma era una finzione, ossia c'è andato qualcun altro e quello che c'è andato ha sofferto al posto di Cristo. Insomma, una roba così, va bene? Allora, questo sembra una follia, no? Però attenzione, in questa dottrina c'è in embrione quello che l'Islam pensa di Cristo. Voi sapete che Cristo è un profeta per l'Islam, no? Ma
Cristo non poteva essere crocifisso perché se era veramente Dio non poteva essere crocifisso perché? Perché Dio non può essere crocifisso, ok? Dio non può morire di una morte così brutta. E quindi qua c'è proprio in embrione questa dottrina, questa attitudine, questo pensiero, no, filosofico, che alla fine veniva dal pensiero greco, che diceva che Cristo era una figura apparente, immateriale. Allora, interessante che queste dottrine sono combattute strenuamente nelle lettere, per esempio nella prima lettera di Giovanni, che dice così, e adesso voi capirete perché a volte gli apostoli scrivono in questo modo, no? E dice così, prima Giovanni capitolo 1, versetto 1 e 2 dice, quel che era dal principio, lui sta parlando di Cristo, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi e quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Okay? Perché lui diceva così? Guardate che Cristo era una cosa reale, noi ci abbiamo vissuto insieme ed è per questo che io vi sto dicendo che questa dottrina, dice l'Apostolo Giovanni, indirettamente non è una dottrina vera, è una dottrina inventata. Noi ci abbiamo vissuto insieme. Okay? Un'altra dottrina gli Ebioniti, sempre nata nel I secolo, erano quelli che volevano che la legge mosaica fosse inserita e mescolata col cristianesimo, ossia loro predicavano per esempio che bisognava continuare a essere circoncisi, che bisognava obbedire alla legge di Mosè, che attraverso la legge di Mosè arrivava una parte della salvezza, questo era più o meno, ossia la religione che si mescolava col cristianesimo, con la grazia, la legge e la grazia insieme. Allora, se tu vai là in Atti capitolo 15, tu vedrai il primo concilio ecumenico della Chiesa. E perché è stato fatto questo concilio ecumenico? Esattamente perché loro cominciavano a combattere questa dottrina, ok? Perché gli apostoli ritenevano che la salvezza è solo per grazia, gratuitamente attraverso la fede. Allora, guardate che cosa dice qua, Atti capitolo 15, versetto 1 e 2. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ok? Questi erano questi signori qua. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli anziani per trattare la questione. Ossia, lì c'era un serissimo pericolo che la Chiesa appena nata si spaccasse in due, perché alcuni dicevano no, ma ci vuole anche la legge di Mosè, quando Cristo ha detto chiaramente la legge è a scomparsa, io sono venuto per compierla, ossia per completarla, ma da lì in poi l'Antico Testamento è una cosa che andava a scomparire perché c'era il nuovo patto fissato sul sangue di Cristo e non più sul sangue di animali. Okay? Questo è il senso di quello che stava succedendo. Quarta dottrina, passiamo velocemente, questa è stata una devastazione. Gli ariani. Ario era un predicatore itinerante e lui aveva un monoteismo radicale, diceva che Cristo non poteva essere figlio di Dio, ossia Dio fatto carne. E lui diceva che era una creatura, okay? La più grande creatura, un uomo eccezionale, ma non era Dio fatto carne. Questa dottrina, se voi ci pensate, è l'embrione di quello che predicano i testimoni di Geova. Okay? Cristo è una grande persona, è una persona eccezionale come capacità, come intelligenza, come spiritualità, ma non è Dio. Okay? Allora, vedete che è interessante che tutte queste dottrine tornano sempre nel corso della storia. Ecclesiaste che cosa dice? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, ossia
le dottrine tornano sempre, ciclicamente nel corso della storia, con altre forme, altri leader, ma sono sempre quelle che tornano, ok? E sono nate là. Ovviamente, perché queste dottrine attaccano principalmente la figura di Cristo? Perché se Cristo viene denigrato, se Cristo viene degradato a una persona comune, la salvezza viene a perdersi, ok? È chiaro che una persona che crede così è una persona che ovviamente non è salvata, perché se tu neghi Cristo, neghi la salvezza attraverso la fede, ok? Ultimo, che non è propriamente una dottrina, ma il marcionismo. Il marcionismo è, il nome è tutto un programma, ok? Ossia, questo signore che si chiamava Marcione predicava si chiama diteismo radicale, ossia lui diceva che il Dio dell'Antico Testamento degli ebrei era un Dio malvagio. Se tu vai ovviamente nell'Antico Testamento quasi quasi ti viene da pensarlo, perché tu dici vedi stragi, vedi guerre, vedi fate fuori tutti, no? A tutti gli effetti facciamo anche noi a volte fatica a capire questa situazione, però noi dobbiamo fare un salto di qualche migliaio di anni nelle culture là dove loro abitavano, okay, dove loro vivevano, e l'altra cosa importante è che noi non abbiamo occhi spirituali per vedere quello che c'era dietro, perché Dio dava certi comandi, ok? Dio aveva stabilito e voleva che il popolo di Israele si formasse, da Israele nascesse il Messia. Okay? E doveva rimanere in qualche modo un popolo puro a tutti gli effetti, perché la linea di sangue doveva essere quella. Okay? Provate a immaginare le persone che invece che si mescolavano con altri popoli idolatri, sarebbe stato un disastro. Ossia, se Israele non si fosse formato come un popolo veramente a sé stante, la salvezza non sarebbe arrivata a noi oggi. Questo è il senso. Perciò Dio combatteva con certi metodi che oggi facciamo fatica a capire, ma c'è una logica dietro. Okay? Cosa diceva questo Marcione? Diceva che il Dio degli ebrei era un Dio diverso da quello dei cristiani. Quindi che cosa lui ha fatto? Ha strutturato una cosa che si chiamava canone marcionista. Che cosa faceva? Lui nel Nuovo Testamento rifiutava tutti gli scritti che erano stati scritti da apostoli ebrei. Gli unici che lui accettava erano le lettere di Paolo più il Vangelo di Luca, che non era un ebreo, perché gli ebrei erano il popolo dei cattivi, ok? E questo ha messo fortemente in crisi questo signore qua, fortemente in crisi la struttura, ed è qua che la Chiesa ha cominciato, dopo queste situazioni che si è trovata di fronte, ha cominciato a reagire, ossia la Chiesa viene detto nel Nuovo Testamento che è il corpo di Cristo, ok? Abbiamo un farmacista qua che appena tu metti un virus nel corpo si attivano gli anticorpi, vero o no? Okay? È il nostro organismo, e la Chiesa è la stessa cosa. C'è un organismo spirituale che quando tu cominci a inoculare un virus comincia a reagire, e grazie a Dio ci è voluto un po' di tempo, ma nel IV secolo la Chiesa primitiva ha preso questa posizione forte, radicale, e oggi noi stiamo godendo di questa parola meravigliosa che noi abbiamo, che è la guida per le nostre vite, perché la Chiesa ha reagito a questa situazione. Adesso vedremo come. Posso cancellare qua? Sì. Dove predicavano questi presunti profeti per avere un seguito così importante? E che titolo avevano? Perché io posso capire, gli apostoli sono stati col Signore, con Cristo, e quindi possono aver titolo a raccontare quello che hanno vissuto. Ma loro da dove vengono fuori? Sì. Allora,
è interessante, se tu vai nell'ultima lettera del Nuovo Testamento, che è la lettera di Giuda, che tratta proprio di queste persone, no? E ovviamente non fa i nomi, ma specifica veramente che cosa stava succedendo lì. Allora, queste persone uscivano proprio dalla Chiesa, erano dei discepoli, come per Nicola, per esempio, che era un diacono della Chiesa, degli adepti, ha fondato proprio la sua chiesa, la sua comunità. Stessa cosa per Doceti e Bioniti, erano persone che si convertivano, abbiamo letto questo qua della Atti capitolo 15, no? Erano persone giudei dentro nella chiesa che partecipavano proprio di tutte le attività comunitarie, che a un certo punto non riuscivano a mollare la vecchia dottrina, che era la legge di Mosè. Per loro era talmente radicata la cosa, no? Che si sono trovati in una crisi profonda, perché loro lavoravano per guadagnarsi la salvezza e arriva a un certo punto un Paolo qualsiasi e gli dice: guarda che la salvezza è per grazia gratuitamente. Nella loro testa non riuscivano, quindi che cosa facevano? Si aggrappavano alla vecchia dottrina, che era la dottrina di Mosè. Sì, c'era anche Cristo, ma era un suppellettile. Quindi la maggior parte di queste persone venivano proprio dal seno della Chiesa, capito? Che hanno fatto dei... Allora, per esempio, l'arianesimo ha fatto un disastro totale. Addirittura nel corso della storia dell'impero romano ci sono stati 2 imperatori ariani. Costantino stesso, e qua volevo arrivare, nel 325 ha istituito il primo concilio ecumenico, che è il concilio ecumenico di Nicea. Okay? Perché è stato istituito? Proprio perché la dottrina ariana stava spaccando in 2 l'impero, e quindi lui ha presieduto questo concilio ecumenico per cercare di accordare queste parti. La realtà alla fine che cosa è successo? Che la dottrina ariana è stata condannata come eretica in quel concilio ecumenico. Cosa interessante è che poi alla fine Costantino era un politico oltre che un cristiano, no? Era un imperatore. Che cosa ha fatto sul letto di morte? Si è fatto battezzare da un vescovo ariano. E quindi tu capisci che era proprio una manipolazione in qualche modo, no? Però questo è il senso. E tutte queste dottrine venivano proprio dal seno della Chiesa, predicatori itineranti che cominciavano a pensare, a filosofeggiare, a strutturare una dottrina completamente diversa, no? Questo è il senso. Allora, come ha reagito la Chiesa? Con le 3 C. Prima di tutto, la prima C è la continuità apostolica, ok? Attenti che non sto dicendo che ci sono stati degli altri apostoli, ma gli apostoli avevano dei discepoli. Allora, proprio per evitare questa situazione, no, di una persona comincia a prendere in mano una comunità, comincia a predicare dottrine diverse da quello che gli apostoli hanno insegnato, che cosa hanno fatto le chiese primitive? Hanno cominciato a stilare una lista di discepoli, di discepoli, di discepoli, di discepoli, ok? Ossia, quelli accreditati che cominciavano a essere istruiti dagli apostoli. Gli apostoli facevano un discepolo e lo lasciavano al loro posto quando morivano, poi facevano discepoli, di discepoli, di discepoli. Insomma, queste liste sono state stilate proprio perché queste persone potessero avere autorità. Okay? Quello lì è un vescovo, è un pastore, è una persona che predica, ma c'è un motivo, perché è stato istruito da persone adeguate ed è stato istruito nella sana dottrina. Okay? Quindi la prima C, continuità apostolica. Okay? Il secondo, il canone. Che cosa è stato fatto qua? In 2 modi diversi, ossia in Oriente è una cosa, in Occidente è stata un'altra. In Oriente sono arrivati prima attraverso una lettera che si chiama la 39esima lettera pasquale di Atanasio, che era il vescovo di di Costantinopoli. Lui ha stilato una lista, no, di libri canonici
che erano quelli veramente che gli apostoli hanno scritto, e poi è stato questo nel 367 d.C., poi nel 397 d.C. in Occidente il Concilio di Cartagine, dove c'era presente un signore che si chiamava Agostino di Ippona, penso che avete sentito parlare tutti, un grande teologo ma anche un grande filosofo, ok? Ha scritto delle cose straordinarie, ma ha scritto delle sciocchezze pazzesche anche, quindi non corrispondenti con la parola di Dio, no? Ma questi due episodi, no? Questi due momenti storici sono stati fondamentali, perché finalmente la Chiesa ha detto: questi sono i libri che noi accettiamo come libri scritti da apostoli o da discepoli diretti degli apostoli. Questo. Allora, qua si potrebbe fare un lungo discorso, ossia come hanno fatto a stabilirlo. C'era un metodo semplicissimo. Devono aver visto Cristo di persona per aver scritto quello che hanno scritto. Punto. Questo era il termine principale, no? E perciò non si poteva aggiungere, non si poteva togliere, solo quelli che avevano visto e avevano scritto esattamente quello che hanno visto hanno autorità di dire che cosa è successo in quel periodo storico. Punto. Questo è il senso. E questo è stato proprio la definizione canonica di tutti i libri del Nuovo Testamento. Okay? Esistono tanti tipi di Bibbie nel mondo, ma il Nuovo Testamento praticamente è uguale per tutti. C'è qualche differenza nell'Antico Testamento, ma lì è un discorso che è un po' più lungo. Okay? Sono stati aggiunti nel corso della storia, specialmente con la controriforma cattolica, quando la riforma ha cominciato a inserirsi qua nella nostra storia europea, ma lì è tutta un'altra cosa che noi spiegheremo quando faremo un corso di storia della Chiesa, ok? Poi il credo. Il credo è quello che gli apostoli, non è il credo niceno, ok? È il credo apostolico. Scusate un attimo che vedo se l'ho portato qua, penso di sì. Eccolo qua. Perché volevo che questo qua è importantissimo, ok? Che dice così: io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito da Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Questo è il credo apostolico. Sono 12 articoli che per un lungo periodo sono stati considerati scritti uno ciascuno da ciascun apostolo. Okay? Non a caso sono 12. Alcuni dicono che non è così, altri pensano che sia ancora così, eccetera. Allora è interessante questa parola che usa il credo cattolico, il credo apostolico, che è la parola cattolico, ma la parola cattolico vuol dire universale, ok? La Chiesa universale. Quando noi parliamo di cattolico significa universale. Noi abbiamo le lettere, oltre che le lettere di Paolo, ok? Che sono le lettere paoline, abbiamo le lettere cattoliche, che sono scritte alle chiese in modo universale, la Chiesa universale, non c'è un indirizzo preciso, non c'è la lettera a Efeso, la lettera a Roma, la lettera a Galazia, no, sono lettere per tutte le chiese che c'erano nell'impero romano, vengono chiamate cattoliche, ok? Che non c'entra niente con Chiesa cattolica, che è un'altra cosa, ok? In realtà la Chiesa cattolica significa Chiesa universale. No? Ok, fino a qua? Quindi queste 3 C sono fondamentali, quindi continuità apostolica, il canone e il credo. Questo hanno definito quello che io e te abbiamo in mano ogni domenica, ogni giorno, speriamo che sia ogni giorno,
nelle nostre mani, che è la parola di Dio. Cosa noi troviamo nel Nuovo Testamento è perché la Chiesa ha reagito a questi virus, no, spirituali, virus dottrinali che sono stati inseriti nel suo corpo. E quindi nel IV secolo si è definito proprio tutto quello che noi crediamo oggi. È interessante che anche in questo IV secolo c'è stato l'avvento di questo primo imperatore che era pagano, no? Costantino, che si è convertito al cristianesimo. Tanti dicono ma non si è convertito, altri dicono sì, veramente si è convertito. Questo a noi non interessa. Quello che ci interessa è che il cristianesimo è diventato praticamente la religione dell'impero ufficiale, no? E quindi c'è stata tutta una possibilità di strutturare questa situazione. Ok? Vediamo qua che ore sono. Ok. Posso cancellare qua? Bene. Adesso entriamo nella parte tecnica. Le lettere, ok? Le lettere. Adesso noi dobbiamo chiaramente dividere le lettere paoline, che sono 13, e le lettere cattoliche, che abbiamo detto, sono 8. Va bene? Sono 21 lettere in totale nel Nuovo Testamento. Allora, le lettere dell'Apostolo Paolo le dobbiamo dividere in 3 settori. Okay? Nel Nuovo Testamento tu troverai a materiale decrescente, ossia la prima lettera che tu trovi è la lettera ai Romani, che ha 16 capitoli, no? Ma non è la prima lettera che Paolo ha scritto. E non sono in ordine cronologico, sono per blocchi di quantità di materiale. Okay? Quindi lui ha scritto 6 lettere da uomo libero, che sono la lettera ai Galati, la lettera a prima Tessalonicesi e seconda Tessalonicesi, poi ha scritto prima e seconda Corinzi, e infine la lettera ai Romani. Queste sono le 6 lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto da uomo libero, okay? Durante i suoi 3 viaggi missionari. Poi lui è stato imprigionato la prima volta e lui ha scritto la lettera ai Efesini, Filippesi, Colossesi e Filemone, che è una lettera personale, ok? Seconda parte è questa. La terza parte lui ha scritto in un momento di libertà tra la prima e la seconda prigionia. Ha scritto prima Timoteo e la lettera a Tito. Queste sono 2 lettere pastorali, ossia lui ha inviato queste lettere a dei giovani pastori nelle chiese per strutturare le chiese secondo la dottrina cristiana. Ok? Ultima lettera, che lui l'ha scritta durante la seconda prigionia, poco prima di essere ucciso e di essere martirizzato, che è la seconda lettera a Timoteo. Ok? E noi vedremo che Paolo proprio in questa lettera, l'ultima, lui parla proprio della sua dipartita molto vicina, fra poco sarò sacrificato, eccetera, eccetera. Ok? Quindi queste 4 fasi, l'uomo libero, prima prigionia, tra la prima e la seconda prigionia e ultima prigionia, poco prima della morte. Okay? Le altre lettere sono le lettere agli ebrei, questo non conosciamo il nome, poi c'è la lettera di Giacomo, prima e seconda Pietro, prima, seconda e terza Giovanni e infine la lettera di Giuda. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va bene? Questo è. Adesso noi dobbiamo vedere una per una queste lettere, ovviamente in modo molto rapido, no? Ma dovremmo vedere queste lettere. Vediamo qua l'orario come siamo messi. Abbiamo circa 10 minuti. Allora, affrontiamo la prima lettera che noi troviamo nel Nuovo Testamento, che è la lettera ai Romani. Questa è una lettera fondamentale per la nostra dottrina. Posso cancellare? Ok.
Trovate tutto negli appunti dopo, alla fine vi diamo le dispense, c'è tutto dentro. Allora, la lettera ai Romani. Questa è una lettera incredibile. I teologi dicono che se tutta la Bibbia andasse persa, ma rimanesse solo la lettera ai Romani, sarebbe sufficiente per capire il messaggio di salvezza cristiano. Ok? E qua noi abbiamo 16 capitoli. Questa è una chiesa che l'Apostolo Paolo non conosceva ancora e desiderava fortemente andare lì, perché lì proprio stava succedendo una bomba atomica, cioè la società romana stava cambiando radicalmente, perché come abbiamo detto la settimana scorsa, cosa stava succedendo? Lì c'era un'insoddisfazione personale dell'anima fortissima, cioè i romani credevano che la loro anima dopo la morte rimaneva nella tomba, non a caso adornavano le tombe con gli arredi funerari proprio che appartenevano al morto, no? Quindi arriva il cristianesimo, arriva ai grandi predicatori lì a Roma, che cosa succede? Loro cominciano a sperare in una vita eterna, caspita, completamente diverso, un corpo nuovo, una speranza nuova, un paradiso, insomma, tutto diverso. E quindi Roma si stava convertendo al cristianesimo. L'Apostolo Paolo non conosceva e ovviamente lui come apostolo cosa si è preoccupato di fare? Di strutturare la loro dottrina. Okay? Loro dovevano credere veramente come cristianesimo era da credere. E quindi è un privilegio, fratelli, è un privilegio avere una lettera così inviata a noi, perché se tu studi questa lettera tu capisci veramente che cos'è il cristianesimo, il messaggio cristiano, la dottrina strutturata. Okay? Quindi i Romani è una lettera di teologia sistematica, okay? Teologia sistematica, ossia tutto ben strutturato per comparti stagni. Dal capitolo 1 al capitolo 3 troviamo la prima S, la divideremo in 5 S, ok? Dal capitolo 1 al capitolo 3 tu vedrai che cos'è la schiavitù del peccato. Va bene? Questi sono i primi 3 capitoli che Paolo struttura. Dal capitolo 1 al capitolo 3, la schiavitù del peccato. Dal capitolo 4 al capitolo 5, la salvezza, seconda S, in Cristo. Va bene? Capitolo 6 al capitolo 8, noi troviamo la santificazione giornaliera. La parola santo, se non sapete, significa messo da parte, appartato per servire. Santo non è chi fa miracoli o chi fa cose straordinarie spiritualmente parlando. Santo è colui che è preso e messo da parte per fare il servizio. Okay? Questo è il senso della parola santità. Okay? Agion significa proprio questo. Nell'Antico Testamento è la parola è un'altra, perché sapete che l'antico è stato scritto in ebraico, il nuovo in greco. Okay? Nel greco è agion. Nel greco, nell'ebraico invece la parola è kadosh. Okay? Kadosh c'era per esempio gli arredi del Tempio. Tu vai nell'Antico Testamento, dicevano questa coppa che serve è kadosh, questa forchetta che serve per andare a prendere il sacrificio è kadosh, ossia è santo, questa tenda è kadosh, è santo. Quindi la parola santo non ha niente a che fare con opere, ha a che fare con il servizio che quella cosa è destinata a fare. Okay? Importantissimo questo, perché cambia radicalmente la nostra mentalità di che cosa significa santo. Capitolo 9 a capitolo 11 noi troviamo il piano sovrano di Dio per l'umanità, il piano sovrano di salvezza, va bene? Quindi tu vedrai molto importanti questi testi, perché Dio dice lì che lascia da parte Israele per un periodo, si occuperà delle nazioni che siamo noi, poi le nazioni quando arriveranno al numero completo dei credenti, lui tornerà a trattare con Israele in modo che tutti potessimo essere salvati. Molto interessante, se vai a leggere lì avrai una visione panoramica di quello che succederà, ma sta già succedendo nel mondo, ok? Ti faccio solo una piccola parentesi, così ti viene un po' di sapore in bocca per quando studieremo l'Apocalisse. Il primo dettaglio
del ritorno di Cristo è Israele che torna nella sua patria dopo 2 millenni di lunga assenza dalla sua terra. Okay? È il primo dettaglio e i profeti dell'Antico Testamento parlano proprio dettagliatamente di questo. Se tu vai a vedere, ci sono delle profezie che ti fanno venire la pelle d'oca, quando dice che il deserto della Galilea diventerà un giardino fiorito. Oggi Israele vende fiori all'Olanda, questo ti dico solo, ok? Quindi potete immaginare quanto siamo vicini al ritorno di Cristo, va bene? Ma è un dettaglio. Sovranità, dal capitolo 12 fino alla fine, il servizio cristiano, ok? Ossia, Paolo dice come il cristiano deve servire all'interno della comunità. Quindi, 5S, schiavitù del peccato, salvezza in Cristo, santificazione, sovranità di Dio e infine come bisogna servire. Questa è la struttura della lettera ai Romani. Vi leggo il versetto più importante della Bibbia, ok? Il più bello, il più conosciuto è Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È vero, questo è un versetto importantissimo, però i teologi chiamano questi 2 versetti che io adesso vi citerò l'acropoli del cristianesimo, ossia l'esatta identificazione di che cos'è salvezza in Cristo. E dice così, Romani 3, 23 e 24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Okay? Questo è il centro, il nucleo di tutto quello che noi crediamo. È quello che Martin Lutero ha preso come una bandiera e ha detto: non è per opere, non è perché mi vendi l'indulgenza, non è per questo, è perché Cristo mi salva gratuitamente attraverso la grazia. Okay? Questo è il nucleo del cristianesimo e i teologi lo ritengono esattamente così. Ok, io mi fermerei qua, sì, mi fermo qua. Riprendiamo alle 9 in punto, ok, sono 8:48 circa, va bene? E per la seconda gettata di fondamenta per la nostra fede, va bene? Chiudiamo la comunicazione e ci rivediamo fra poco.
Ok, bentornati. Allora, lettera ai Romani, abbiamo visto, no? Passiamo ai bambini in Cristo, li definisce Paolo, che è la chiesa di Corinto. Questa lui è la chiesa che ha speso più tempo, è quella che gli ha dato più mal di testa di tutte, ma c'era una motivazione, ok? Allora, lì Corinto la questione geografica è una questione importantissima. Allora, sorgeva su quello che si chiama un istmo. Sapete che cos'è un istmo, no? È una striscia di terra tra due mari, ok? E praticamente qua sorgeva questa città. Allora, che cosa serviva questa striscia di terra? È interessante che qua siamo sul Peloponneso, va bene? Il Peloponneso è una isola, diciamo così, no? Che è molto frastagliata. Allora, per le navi fare tutto il giro del Peloponneso dovevano navigare per mesi quasi, ok? Che cosa serviva questo istmo? Allora, i Corinti avevano studiato un sistema di trasporto delle barche su questo istmo con dei rulli. Va bene? Ossia, arrivavano lì con le barche salivano su questi rulli, questo istmo misurava circa 6 chilometri e le barche passavano da una parte all'altra praticamente nel giro di 24 ore. Ok? Quindi risparmiavano un sacco di tempo. Ovviamente questa era una città portuale. Voi sapete quali sono i detti sui porti, no? Ossia, una donna in ogni porto. Poi, i Corinti avevano proprio questa caratteristica, c'era il culto di Afrodite. Afrodite era la dea dell'amore, c'era la prostituzione sacra. Per legge, ogni donna di Corinto, una settimana all'anno, doveva donare il suo corpo per far festeggiare gli ospiti, ok? Per legge. Sì, molto evoluti per modo di dire, ok? E c'erano sulla Acro Corinto, che era la città in alto dove c'era il tempio di Afrodite, c'erano circa 1000 sacerdotesse sacre dell'amore, ossia prostitute sacre. Quindi nel mondo antico divertirsi in questo senso era detto proprio andiamo a corinteggiare, va bene? Quindi quando uno aveva in mente la città di Corinto aveva in mente proprio divertirsi da tutti i punti di vista, ok? Questa era la mentalità di Corinto. Arriva l'Apostolo Paolo, ovviamente sconvolge il mondo di Corinto, no? La sua morale, il suo cristianesimo sano, la sua dottrina sana, cominciano a fare dei discepoli. E a un certo punto, però, cosa succede? Che i Corinti fanno entrare nella Chiesa di Corinto alcune attitudini, alcune dottrine che facevano parte della loro cultura, no? E quindi l'Apostolo Paolo è la Chiesa praticamente dove spende più tempo. Noi abbiamo nel Nuovo Testamento 2 lettere, no? Pare, da quello che noi capiamo di quello che scrive l'Apostolo Paolo, che lui abbia scritto 4 lettere, di cui 2 solo sono arrivate a noi. Perché non sono arrivate, questo Dio solo lo sa. Va bene? Ma noi abbiamo 2 lettere, che sono 2 lettere, si dice, di teologia morale, ok? A differenza dei Romani, che era teologia sistematica, questa è teologia morale. Vorrei leggervi 2 o 3 versetti rapidamente di quello che succedeva a Corinto per avere l'idea di quello che Paolo voleva correggere. Diceva così: «Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare, non aver divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire». Allora, a Corinto c'erano i partiti politici all'interno della Chiesa. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro e io sono di nessuno, io sono di Cristo, che erano i peggiori di tutti perché non volevano autorità umane, e quindi c'erano proprio i gruppetti, no? Questo era uno dei tanti problemi che c'era a Corinto. Prima Corinzi 3,1 l'Apostolo dice: «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo». Ok? Questa proprio è la chiara immagine di quello che stava succedendo lì. Seconda Corinzi 11,4:
Infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato a noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ossia, tutti quelli che andavano a predicare a Corinto, qualsiasi roba predicavano, andavano bene. Ossia, loro avevano un ecumenismo allargato, andava bene tutto, l'importante è che uno predicava qualcosa. Okay? Questa era la chiesa di Corinto. Paolo ha speso tantissimo tempo con questa chiesa, ha sofferto tantissimo con questa chiesa, non sappiamo alla fine che cosa è successo in questa chiesa, sappiamo che la Grecia oggi la Grecia è uno dei paesi meno evangelizzati dell'Europa. Okay? Lì purtroppo, nonostante tutto, il cristianesimo non ha proseguito, perché probabilmente, cioè, provate a pensare, no? Solo un attimo, facciamo una parentesi, la Grecia è la culla della civiltà occidentale, lì sono nati i filosofi, la cultura, insomma, lì. Oggi la Grecia è un paese a terra, cioè non c'è più niente, economia, politica, tutto a terra. Quindi nel corso della storia noi capiamo che la filosofia umana non salva nessuno, ok? È Cristo che salva. Loro in qualche modo hanno fatto, come si dice da noi, un fricandò, ossia un risotto, e purtroppo hanno pagato le conseguenze, ok? Bene, prima e seconda Corinzi fanno parte di questa situazione, di questa realtà. Lettera ai Galati. Lettera ai Galati. Ricordate sempre che non sto facendo in ordine sequenziale cronologico, ma sto facendo in ordine di apparizione nel Nuovo Testamento, ok? Ricordate quella sequenza di prima che vi ho mostrato. Galati. La Galazia era una regione, perché l'Apostolo Paolo ha evangelizzato questa regione, dove cominciava a entrare quella dottrina di cui parlavamo prima, i Ebioniti, ossia dei falsi dottori della legge che continuavano a insistere a ritornare alla legge di Mosè e a mescolarla con il vero cristianesimo. Okay? E lì Paolo scrive, e questa è la prima lettera che lui ha scritto in ordine cronologico, scrive una lettera durissima, probabilmente la più dura che lui ha scritto a tutte le chiese. Vi leggo un testo che è questo. Mi meraviglio, capitolo 1, questo è stato l'incipit, no? L'apertura della lettera, potete immaginare il resto. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo. Ok? Questa è la prima roba che gli ha sparato appena è entrato nel merito. Però ovviamente lui fa un trattato, no, in questi capitoli per far capire a questi Galati che la salvezza è attraverso Cristo ed è attraverso la grazia. Galati 3,24, così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Okay? Quindi lui diceva, passate dalla legge a Cristo, non fatevi ingannare da quelli che dicono che ci vuole ancora la legge di Mosè. Per carità, mollate tutto perché voi siete degli uomini liberi. Cristo vi ha liberati attraverso la fede, attraverso la grazia. Okay? Questa è la lettera ai Galati. Io sto facendo un en passant proprio molto rapido, mi fermerò su alcuni dettagli molto più importanti in altre lettere. Questa è la lettera ai Galati. La lettera ai Galati è una lettera, si chiama apologetica. Okay? Apologetica significa difesa della dottrina cristiana, perché la dottrina cristiana stava per essere attaccata. Va bene? Qualche domanda qua? Fino a qua? Tutto tranquillo? Bene. Lettera agli Efesini. Efeso è stato un posto tremendo per la comunicazione del Vangelo. Perché? Perché in Efeso c'era il grande problema di una divinità femminile che si chiamava Diana. Diana era la dea della fertilità. Se voi andate a Roma
c'è una immagine, una scultura, una struttura di Diana, perché sapete che i romani erano dei grandi conquistatori, ma anche dei grandi importatori di divinità. Loro cosa facevano? Prendevano le divinità, magari le modificavano leggermente e poi le portavano a Roma e diventavano un nuovo culto, no? Non so se avete visto, se siete andati a Roma, c'era il Pantheon. Loro avevano, Pantheon vuol dire tutti gli dei, no? E loro avevano un dio per ogni attività umana. La dea Diana era la dea della fertilità, la dea della famiglia, che si occupava della crescita dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Se andiamo nella storia, questo ha anche radici nel culto di Iside, va bene? C'è tutto un collegamento che bisognerebbe fare, lo faremo nella storia della Chiesa, se Dio ci vuole che faremo questo corso, ok? E cosa è successo? Quando lì l'Apostolo Paolo è arrivato, gli hanno detto che lui stava distruggendo tutto il loro sistema. Okay? Efeso è interessante, che è una lettera ecclesiologica. La parola ecclesia significa gruppo dei chiamati fuori. Va bene? Allora, interessante che gruppo dei chiamati fuori, questo ci dice una cosa molto chiara. Va bene? Delle persone e non dei mattoni. Quando noi parliamo, diciamo la parola chiesa, dobbiamo essere ben coscienti di quello che diciamo, ok? Perché quando noi pensiamo chiesa, andiamo in chiesa, quante volte l'ho detto anch'io, no? Ma erroneamente. Andiamo in chiesa, non stiamo andando in chiesa, stiamo andando nella sala di culto, che è un'altra roba, ok? La chiesa è il gruppo di persone che si riunisce, che adora il Signore, che è un organismo spiritualmente vivente. E vi spiego anche il perché. Allora, questa parola è molto interessante. Nell'antichità questa parola non è una parola cristiana, la parola ecclesia, è una parola pagana di origine greca. Allora, Efeso in particolar modo era una poleis. Non so se avete mai sentito, erano delle piccole città-stato, va bene? Come funzionavano le città-stato greche? Nella parte bassa c'erano tutti i cittadini, va bene? Allora lì proprio c'erano tutte le attività commerciali, vivevano, no? Eccetera. Nella parte alta, che si chiamava Agora, okay? Agora, che era una grande piazza, c'erano tutte le attività religiose, va bene? Queste città-stato ovviamente erano autonome. Quando il popolo o doveva salire per andare ad adorare nella Agorà al Tempio, oppure quando doveva andare a decidere delle cose per amministrare lo Stato, perché c'era già la democrazia, ok? Che cosa succedeva? C'era un uomo qua sopra incaricato che suonava una tromba, ok? E che cosa succedeva? Questo popolo che era giù nella città bassa saliva alla città alta e questo gruppo di uomini che saliva alla città alta per prendere decisioni si chiamava ecclesia, ok? Quindi chiesa. Avete capito? Quindi, attenzione, era un gruppo di uomini, non era un edificio, cioè nella mentalità greca era molto chiaro questo, un gruppo di persone che va a decidere qualcosa. Ed è interessante questo perché che cosa fa Dio quando ti chiama fuori dal mondo? Ti porta nella parte alta, perché la parola di Dio proprio nella Chiesa, nella lettera agli Efesini dice che noi siamo stati salvati e se siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, ossia siamo nella parte alta a decidere le sorti del mondo. Quando io e te preghiamo, ok? Noi stiamo decidendo le sorti di persone, di popoli, stiamo facendo una cosa importante. Quando noi predichiamo la parola di Dio, siamo nella parte alta della città, ok? E siamo una ecclesia, ok? La lettera agli Efesini è una lettera ecclesiologica che parla proprio alla Chiesa. I primi 3 capitoli sono dedicati proprio alla dottrina cristiana, gli altri 3 capitoli sono 6 in tutto, parlano della pratica di vita cristiana. Vi leggo 2 versetti importantissimi che parlano sempre della salvezza e dicono così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere,
affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Okay? Quindi prima la salvezza per fede, poi vengono le opere come conseguenza della salvezza. La dottrina è molto, molto chiara. C'è una lettera dedicata anche in Apocalisse a Efeso. Vi ricordate che è la prima lettera che l'Apostolo Giovanni scrive a Efeso e dice: io so che tu fai più opere di prima e che hai tante cose buone, ma ho una cosa contro di te, che hai perduto il primo amore. È interessante che proprio in un concilio che verrà circa un secolo dopo il concilio di Nicea, lì a Efeso è stata definita Maria. Guardate bene cosa succede nella storia della Chiesa. A Efeso c'era il culto di Diana, abbiamo detto, no? Diana degli Efesini, culto della fertilità. Lì proprio in un concilio di Efeso la Maria, madre di Gesù, da Christotokos è passata al titolo di Theotokos, ossia da madre di Gesù a madre di Dio. E c'è una bella differenza, no? Perché Maria è stata madre di Cristo, ma non madre di Dio, ok? Allora, questa figura di Maria che diventa praticamente una co-redentrice è stata una dottrina terribile e ha incontrato delle resistenze enormi all'interno della Chiesa finché non è arrivata al XIX secolo. Ma là a Efeso è successo che questa Maria è stata definita la Theotokos, ossia madre di Dio. Okay? Ecco perché Dio sta dicendo a Efeso: guarda che tu stai perdendo il tuo primo amore. Okay? Non mettere una figura femminile come al pari di Dio. Okay? Se vi dicessi che cosa hanno visto dei fratelli che conosco a nome Giugori, a quel posto che si trova in Portogallo che non mi ricordo mai come si chiama, Fatima, una croce con Cristo sotto e sopra crocifissa Maria, robe chiamate. Ok? Questo. Quando l'ho visto ho detto: Signore misericordia, ok? Ma questo cioè là è partito proprio questo culto della divinità femminile che in qualche modo ha scombinato un sacco di equilibri spirituali, va bene? Questa è Efeso. Ok qua? Bene. Chiesa di Filippi. A memoria non me lo ricordo. Penso, allora, da quello che 431. Ah, scusa. Allora, praticamente ha chiesto quando è stato il concilio di Efeso. Se non mi ricordo male, 431 d.C. Però ti confermo. Aspetta un attimo, forse l'ho segnato qua. Vediamo qua se ho questo appunto. No, non ho. Sì, 431. Che memoria. 431 d.C. Quindi circa un secolo dopo Costantino, il concilio di Nicea. Sta crescendo la Chiesa, chi va di là, chi va dritto, chi va di Sì. Va bene, Filippi, questa è una lettera molto interessante dell'Apostolo Paolo. Qua lui ha praticamente solo degli elogi per questa Chiesa. È interessante che se tu vai nel libro di Atti degli Apostoli, questa è una Chiesa che ha fondato lui, quando lui è arrivato c'erano praticamente una donna, no? Non c'erano neanche famiglie ebraiche, che si chiamava Lidia, era una commerciante di porpora, c'è scritto proprio, descritto molto bene nel libro di Atti. E non c'era una sinagoga.
Interessante che l'Apostolo Paolo sempre andava nelle sinagoghe a predicare, no? Vi ricordate che vi ho detto che le sinagoghe sono nate nell'8° secolo a.C., quando è arrivata l'invasione assira. Gli assiri hanno sparso praticamente gli ebrei in tutto il Medio Oriente, e non solo, e gli ebrei della dispersione hanno fondato le sinagoghe, ma ci volevano almeno 10 famiglie ebraiche per fondare una sinagoga. Quando lui è arrivato a Filippi, no? Praticamente c'era questa donna che temeva Dio, ma non si capiva ancora bene se era convertita. Quindi lui ha predicato lungo il fiume. Poi è stato preso, è stato imprigionato perché stava predicando una dottrina che non volevano in quel posto, e là ha conosciuto il suo carceriere, che attraverso un miracolo si è convertito. Quindi alla fine lui ha evangelizzato praticamente 2 famiglie. Va bene? E questa è una chiesa che, anche secondo la storia cristiana, è una chiesa che è cresciuta a dismisura, ma non soltanto in numero, ma anche in qualità. Se tu vai a leggere questa lettera, è la lettera proprio della gioia dell'Apostolo Paolo. Io penso che quando lui andava in vacanza andava a Filippi, dopo Corinto sicuramente andava a Filippi, perché era la chiesa che gli dava una soddisfazione enorme, no? Grossissima. E là veramente c'erano delle persone fedeli. Vi leggo un testo molto bello che parla proprio della esaltazione e dell'umiliazione di Cristo, e l'Apostolo Paolo esorta i filippesi a fare la stessa cosa. Dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Ossia, l'Apostolo Paolo, vedete la differenza che lui usa tra Corinzi e Filippesi. Corinzi ha detto: non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma come a carnali. Ai Corinzi invece, ai Filippesi gli dice: guardate, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, ossia umiliatevi in modo che Cristo vi innalzi, no? Quindi lì poteva parlare in un modo completamente diverso. Questa era la struttura di una chiesa veramente matura, ok? Matura. Filippesi. Colossesi. Corriamo qua. Colosse, qua c'era un grosso problema. Colosse era una chiesa molto problematica, non come Corinto, perché là c'erano dei problemi morali, ma qua c'erano dei problemi dottrinali, ok? Dottrinali. Allora, credevano che Cristo non fosse pienamente Dio, prima cosa. Insieme a questo c'era il culto degli angeli che veniva praticato liberamente lì a Colosse, quindi lui ha dovuto affrontare veramente dei problemi non indifferenti. Guarda cosa dice qua in Colossesi. Colossesi capitolo 2 da 8 a 10. Guardate che nessuno di voi faccia sua preda con la filosofia e con vari raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Quindi che cosa stava attaccandoli Paolo? Guardate che in Cristo c'è tutta la pienezza della deità, della divinità. Non fatevi ingannare da chi ragiona in modo filosofico. Ok? Colossesi. Questa è una cosa che non mi sono ricordato di dirvi. Questa non è una chiesa che ha fondato Paolo, è una chiesa che ha fondato Epafra. Vi ricordate che ho predicato qualche settimana fa su Epafra? Ok? Quindi lui ha strutturato, attraverso tra l'altro la sua prigionia, ha scritto questa lettera lontano dalla Chiesa. Prima e seconda Tessalonicesi. Sì, Colosse in Grecia. Sì. Prima e seconda Tessalonicesi, qua siamo sempre in Macedonia. Tessalonicesi. Tessalonica è in Macedonia, ok? Qua c'era un problema dottrinale di un altro tipo, ossia
I Tessalonicesi stavano ricevendo dei dottori che dicevano che Cristo era già tornato, va bene? Allora, parentesi, avete mai pensato perché i testimoni di Geova chiamano le loro sale la sala del regno? E perché sono così belle, belle organizzate, pulite, perfettine, non come la nostra, ok? Ma c'è un motivo, perché loro pensano, no, che Cristo sia già tornato in una forma invisibile che noi non stiamo vedendo, ok? Ma che solo i testimoni stanno vedendo. E loro pensano che un giorno Cristo entrerà in queste sale, comincerà a condividere la fede. C'è adesso non mi ricordo esattamente il nome, quando Russell ha fondato i Testimoni di Geova, okay, c'è un documentario molto interessante che tu puoi trovarlo anche su internet, loro hanno costruito una casa negli Stati Uniti, proprio il tempo che è stata fondata questa dottrina, dove loro avrebbero accolto i patriarchi che sarebbero arrivati, no? E avrebbero parlato proprio ai testimoni di Geova che loro erano gli unici che credevano nella giusta fede, no? Di soppiatto, dopo qualche anno hanno dovuto venderla, perché sapete che i testimoni di Geova hanno dato diverse date per il ritorno di Cristo insieme ai santi dell'Antico Testamento, no? Nel 14, nel 18, nel 25. La fregatura dei testimoni di Geova è che è la loro stessa letteratura. Che quando loro scrivono certe cose rimane sul loro giornalino e purtroppo rimane lì per loro, ok? E loro hanno fatto tante previsioni, no? Ma che non sono tornate e hanno dovuto proprio disfarsi di questa pietra pesante della loro dottrina velocemente, ok? Allora, Tessalonica era una chiesa macedone che aveva questa problematica, falsi dottori che predicavano che Cristo era già tornato. E Paolo in queste 2 lettere che lui scrive proprio cerca di correggere questa dottrina. Queste 2 lettere si chiamano escatologiche, ossia parlano della dottrina del futuro, del ritorno di Cristo, ok? E lui è molto interessante perché qua lui dà anche una sequenza e un'immagine di chi sarà l'anticristo e che cosa farà l'anticristo durante il suo regno qua sulla terra, va bene? Se tu vuoi studiare qualcosa della figura dell'anticristo, come succederà questo ritorno di Cristo, allora tu devi studiare la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi, ok? Prima, seconda Timoteo e Tito sono 3 lettere dell'Apostolo Paolo pastorali, ok? Sono 2 suoi figli spirituali, Timoteo e Tito, ok? Che stavano gestendo uno a Creta e l'altro a Efeso ed erano 2 pastori giovani, 2 pastori che non avevano tanta esperienza, ma ripieni di spirito, ma non con tanta esperienza. Quindi che cosa fa l'Apostolo Paolo con queste lettere? Scrive queste lettere perché lui possa prendere posizione in tutte le situazioni che si sarebbero create all'interno della Chiesa. Okay? Allora vi leggo rapidamente alcuni testi. Dice: ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatti in virtù di essa una buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Questo è uno dei tanti versetti che l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo, no? Chiedendogli di strutturare correttamente la Chiesa in un certo modo. Ok? Poi abbiamo una lettera che è praticamente una lettera personale, che è la lettera a Filemone, che è l'ultima dell'Apostolo Paolo, si chiama Filemone. Paolo è in prigione a Roma, riceve uno schiavo che è scappato dalla casa del suo padrone. Che cosa fa? Evangelizza questo schiavo si converte, no? Filemone, ha un altro nome, Filemone è il destinatario, ok? E se mi viene in mente ve lo dico dopo. E cosa succede? Questo
questo schiavo, Paolo gli consiglia di tornare dal suo padrone, però c'è un però. Nell'antichità non c'erano tante leggi che tutelavano gli schiavi, no? Questo padrone che cosa fa? Gli scrive, l'Apostolo Paolo gli dice: guarda, accoglilo come un fratello in Cristo, perché io l'ho generato nelle mie catene, mi raccomando, trattalo come un fratello, non trattarlo come uno schiavo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Paolo, anziano, vecchio, ma un uomo, tu vedi, completamente trasformato, che parla di amore e chiede amore. E a un certo punto gli dice in quella lettera: guarda che io avrei potuto importelo come apostolo, ma preferisco chiedertelo come tuo fratello, no? Che è una cosa completamente diversa. Il duro apostolo Paolo dell'inizio, che non sopportava nessuno, nel suo ministero, cambia in modo radicale verso la fine della sua vita, e chiede questo passaggio, questa mano d'amore verso anche le persone più deboli e più fragili vicino a lui. Ok? Qualche domanda sulla lettera dell'Apostolo Paolo? Abbiamo fatto proprio un passaggio molto rapido, ma solo per darvi un'idea. Allora, lì, poi nelle dispense che io vi darò, che vedo che già Medea ce l'ha lì, no? E le dispense che io vi darò c'è scritto tutto questo, no? È solo per adesso, per darvi un flash di quello che leggerete, così entrate già nella logica di quello che prenderete in mano, no? Allora, lettere cattoliche o universali, ripeto, sono 8 lettere. La lettera agli ebrei, questa è una lettera importantissima, insieme alla lettera ai Galati, ossia la lettera agli ebrei e la lettera ai Galati, sono 2 lettere fondamentali perché tu possa capire il passaggio dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, perché la dottrina della legge di Mosè è stata lasciata e comincia a esserci la dottrina della grazia. Voi sapete che c'è una definizione in teologia di questo, si chiama rivelazione progressiva. Okay? Rivelazione progressiva. Perché Dio dell'Antico Testamento è così diverso dal Nuovo Testamento? Non è tanto diverso, è che Dio si è rivelato progressivamente all'essere umano, okay? Ossia ha mostrato il suo volto nell'Antico Testamento come un Dio di giustizia, ma allo stesso modo Dio è un Dio di grazia. E quindi queste 2 facce non sono 2 facce di 2 dei diversi, ma sono la stessa faccia di Dio. Se tu vai in Giovanni 3,36, tu capirai questo. Chi crede in Lui è già salvato, ma chi non crede in Lui, l'ira di Dio dimora su di Lui. Vedete queste 2 cose che per noi esseri umani sono completamente all'opposto, no? Sono all'antitesi. Per Dio no. Perché? Perché Dio ama, e quando noi diciamo Dio è amore, è un bel problema per l'essere umano, perché l'amore di Dio ha un parametro, ok? Che è quello. E se tu esci da quel parametro lì, lui dice: io sono adirato con te, punto, basta. Se Dio è santo, lui vuole una persona santa. La famosa frase, io non faccio del male a una mosca, ok? Se tu ti confronti con Hitler, sei una brava persona, ma se tu ti confronti con Dio, la cosa cambia in modo radicale, il suo parametro, il suo standard cambia in modo radicale. E torniamo là, quanti peccati sono bastati per allontanare la razza umana da Dio per sempre? 1. Quindi non è la gravità del peccato, è quanto è grande la santità di Dio, no? Capito? Tu prova a litigare con tua moglie, con tuo marito. Il massimo che può succedere, può scendere il carabiniere di sopra e dirti cosa sta succedendo. Tu prova ad andare contro il Presidente degli Stati Uniti. Appena tu ti avvicini per dirgli qualcosa, ci saranno 8 gorilla che si avvicinano e che è un'idea pallida, no? Prova a immaginarti con Dio, che è al di sopra del Presidente degli Stati Uniti. È questo che noi dobbiamo misurare, no? La lettera agli ebrei e la lettera ai Galati sono fondamentali per capire il passaggio che c'è dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, dalla legge alla grazia. Allora, la lettera agli ebrei è una lettera cristologica. Parla
praticamente di Cristo che è superiore a Mosè, Cristo che è superiore ai sommi sacerdoti, Cristo che è superiore alla legge, Cristo che è superiore ai sacrifici dell'Antico Testamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una lettera che è stata scritta in quel periodo perché? Perché gli ebrei che stavano per essere perseguitati perché si erano convertiti al cristianesimo volevano tornare al giudaismo, ok? Tant'è che al capitolo 10, se non mi sbaglio, a un certo punto chi scrive quella lettera dice: non abbandonate la vostra comune assemblea come alcuni sono soliti fare, ossia i cristiani che volevano tornare al vecchio giudaismo perché non volevano soffrire. E chi ha scritto quella lettera sta dicendo Cristo, guarda che è superiore a tutto questo, quindi noi stiamo già nel Nuovo Testamento, non tornate indietro perché se abbandonate la fede siete perduti. Ok? Questo è. Ebrei dice così un testo che vi leggerò adesso. Ebrei 7, 22 a 25, ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, egli invece rimane in eterno a un sacerdozio che non si trasmette. Guarda che interessante, no? Il sacerdozio di Cristo non si trasmette. Non ci sono più sommi sacerdoti, era lui l'unico sommo sacerdote. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo si trova in Ebrei capitolo 7, versetto da 22 a 25. Ok? Certo. Scusami, allora è il momento in cui c'è la divisione fra la religione ebraica e la cattolica? No, non ho capito la domanda, scusa. Gli ebrei non vedono la religione come la vediamo noi cristiani. Sì. È questo il momento in cui c'è una divisione fra di loro? Fra di noi e loro? Sì, diciamo che è già all'inizio. Allora, se tu leggi tutti gli atti degli apostoli in particolare, i grandi persecutori dei cristiani sono stati proprio i giudei. I giudei? Dove Paolo andava, gli giudei lo inseguivano. Cioè, capito? È una roba impressionante. Lui arrivava a Filippi, arrivava a Efeso, arrivava a Colosse, lì proprio gli ebrei lo inseguivano perché lui entrava nelle sinagoghe, predicava e lo perseguitavano. Perché lui predicava un cristianesimo che era praticamente lo sconvolgimento del giudaismo, no? E lì c'è stato proprio il punto di rottura. Sì, è proprio stato lì. E il giudaismo su cosa si basava di così diverso dal cattolicesimo? È questa Cristianesimo, cosa. scusa. È quello che dicevamo prima nella lettera ai Romani, ossia i giudei pensavano che attraverso le opere della legge loro potevano gradire a Dio, no? In realtà l'Apostolo Paolo, specialmente nella lettera agli Efesini, capitolo 2 da 8 a 10 e anche nella lettera ai Romani, descrive chiaramente che le opere sono una conseguenza della conversione. Ossia, io faccio delle opere gradite a Dio nel momento in cui Cristo entra dentro di me, lo Spirito Santo comincia a spingermi a fare delle cose spirituali, altrimenti sarebbero cose carnali, no? E Galati è un'altra lettera fantastica che ti spiega questa differenza, ossia lui dice: le opere che voi fate sono immondizia, cioè non mi interessano a meno che noi non siate miei figli. Se siete miei figli, allora cominciate a fare delle opere in conseguenza di quello che voi siate. Perché, Alberto, il problema è questo, no? Per far parte della famiglia di Dio, come per far parte della mia famiglia, bisogna che quella persona nasca nella mia famiglia. E gli ebrei non capivano questo. Ossia, quando Cristo ha parlato con Nicodemo, che era il dottore della legge di Israele, Giovanni capitolo 3, lui va da lui di notte e gli chiede: maestro, cosa succede nel mondo spirituale? Adesso in parole, non i versetti perfetti, ma questo. Allora Gesù dice: se tu non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Cioè tu devi nascere di nuovo, e tu sei un dottore di Israele e non mi sai spiegare queste cose.
tu insegni il giudaismo e non sai questo, devi nascere di nuovo. Questo è. E lì proprio Gesù è il punto di rottura in realtà, no? Perché quando Cristo è venuto ha dato proprio un taglio netto da quello che era a quello che sarebbe stato, no? E Gesù dice in Matteo capitolo 5, io sono venuto per compiere la legge, per completarla come uomo, no? Ma da lì in poi c'è tutta un'altra storia, c'è la grazia. Quindi il momento critico è la considerazione o no del Nuovo Testamento? Esatto, sì. No, gli ebrei non accettano assolutamente il Nuovo Testamento, Ecco. perché Cristo per loro non è il Messia che loro attendevano. Ma la cosa interessante, allora, se andate a casa, quando avete tempo, leggete Romani capitolo 9, 10 e 11. È interessante che quando Cristo è stato crocifisso, no, che è stato condannato, vi ricordate che Pilato ha chiesto: vi libero Barabba o Gesù? No? Gli ebrei hanno detto una cosa, i giudei, i farisei, hanno detto che il suo sangue ricada su di noi. Cioè non so se vi rendete conto della portata di quello che loro stavano dicendo. Cioè loro si stavano automaledicendo, perché il sangue di Cristo è un sangue puro, no? È il sangue del Figlio di Dio. Da lì in poi loro sono diventati ciechi spiritualmente, e Romani 9, 10 e 11 dice che Cristo ha indurito i loro cuori, ha accecato le loro menti. Quando Cristo tornerà e toglierà il velo, perché Lui toglierà il velo, allora loro capiranno. Ma adesso loro sono ancora induriti, perché proprio è una cosa spirituale che Dio ha voluto, per trattare con chi? Con noi, perché la salvezza entrasse in tutti i popoli della terra e non momentaneamente in loro. Poi a un certo punto, quando ci entrerà la totalità dei gentili, che siamo noi, no? Le genti, allora Dio comincerà a trattare di nuovo con Israele, però sarà un momento complicatissimo. Perché? Perché sarà il momento in cui l'anticristo governerà qua sulla terra, e loro si renderanno conto che, oddio, che cosa ho combinato? Ho rifiutato Cristo. E la lettera ai Tessalonicesi dice proprio questo, no? Ossia che l'anticristo si siederà nel Tempio di Gerusalemme, dichiarerà di essere Dio e vorrà essere adorato come Dio. E tu puoi immaginare un ebreo che vede sta roba e dice: wow, ho sbagliato qualcosa, no? E allora lì Dio toglierà il velo e loro riconosceranno che Cristo, che è morto un paio di millenni prima, era il vero Messia. C'è tutto un piano, no, che Dio sta seguendo, con una tabella di marcia ben precisa. Ok? Va bene? Ebrei. Siamo arrivati al nostro amico Giacomo. Ecco, la lettera di Giacomo è la lettera che non piaceva a Lutero. Proprio Lutero l'ha messa nella sua Bibbia, l'ha messa in ultimo proprio, ma veramente l'ha messa in ultimo come cronologia, no? Perché allora la lettera di Giacomo parla tantissimo di opere, no? E sapete che Lutero era proprio il paladino della salvezza per grazia, no? Giacomo è un personaggio che parla tantissimo di opere. Ovviamente bisogna mettere insieme le cose, no? Ossia, prima la salvezza, poi le opere di conseguenza, no? E Giacomo dice una cosa molto interessante. Dice: insensato, vuoi renderti conto, guarda cosa dice, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Questo è proprio il succo della lettera di Giacomo, no? È vero, uno dice posso aver fede, posso credere in Cristo, conoscere tutta la dottrina, ma se tu di conseguenza non operi sulla base di quello che tu credi, la tua fede è morta, non ha nessun valore, perché parli, ma non fai niente. Ma questo non ha niente a che vedere, attenzione a quello che dico adesso, non ha niente a che vedere con la salvezza. La salvezza è un'altra cosa, la salvezza è per grazia attraverso la fede. Ok? Le opere vengono di conseguenza alla tua fede, ossia per ringraziare Dio per quello che Dio ti ha fatto. Cioè quando tu sei grato fai le cose che Dio ti chiede di fare o senti di fare. Ok? Giacomo. Wow, manca
pochissimo. Prima e seconda Pietro, il nostro amico Pietro. Queste sono 2 lettere che sono state scritte per confortare il popolo cristiano che stava soffrendo sotto la persecuzione dell'imperatore Nerone. Okay? In particolar modo la prima lettera dell'Apostolo Pietro parla proprio di sofferenza. La parola più usata nella lettera è la parola sofferenza o dolore o persecuzione, eccetera, eccetera. Sono le parole più usate, no? Che cosa l'Apostolo Pietro fa? Lui cerca di... aspetta, ho lasciato indietro dei testi biblici. Ok. Non li ho proprio portati, non ho proprio portato i fogli. Che cosa cerca di fare lui? Di confortare, no, il suo popolo attraverso proprio quella che si dice la sotteriologia. È una lettera sotteriologica, un parolone gigantesco che ha a che fare semplicemente con la salvezza, ossia soteriologia significa dottrina della salvezza. Allora lui dice a un certo punto che la salvezza è qualcosa a cui un cristiano deve aspirare e non guardare alle sofferenze del tempo presente, perché Cristo torna e noi dobbiamo guardare al futuro, al nostro destino eterno. Prima e seconda Pietro. Okay? Queste sono le 2 lettere che troviamo lì. Poi c'è la lettera di prima, seconda e terza Giovanni, che sono 3 lettere che noi dobbiamo prendere un pochino insieme perché più o meno hanno la stessa struttura. È interessante che, vi ricordate che ho letto all'inizio quel testo che diceva che Cristo era una cosa che loro avevano visto, avevano toccato, avevano sperimentato, avevano contemplato. Allora, la lettera di Giovanni, a mio avviso, questo è il mio modesto avviso, è la lettera più complessa del Nuovo Testamento, perché lì c'è dentro di tutto, c'è dottrina, teologia morale, apologetica, c'è polemica, no? Perché ci sono anche i padri polemisti nella storia della Chiesa, c'è di tutto. Quindi lui è una lettera praticamente che parla solo con il cuore, no? Giovanni è definito l'apostolo dell'amore, né? E dentro c'è di tutto. Non so se tu hai visto una persona entusiasta, no? Parla di tante robe che aciclicamente, no? Ciclicamente lui torna sempre agli stessi argomenti e parla di tutti questi argomenti che riguardano proprio la vita cristiana in ogni suo aspetto. Quindi per studiare la prima, seconda e terza lettera di Giovanni ci vuole veramente una bella preparazione. Quando il pastore Caio mi ha chiesto: tu predicherai sulla lettera di Giovanni, questo 3 anni fa penso, ho detto voglio un aumento di stipendio perché è difficilissimo. Ok? E veramente ma però è molto bella perché questa parla proprio dell'amore che il cristiano deve avere per le cose di Dio e soprattutto l'amore che Dio ha avuto per il suo popolo. Ok? Ultima lettera, che è la lettera di Giuda, che non è Giuda Iscariota, come abbiamo detto prima, è la lettera del fratellastro di Gesù. Probabilmente è stata scritta proprio per dare un'idea di quello che c'era nell'inizio, ossia queste dottrine false che stavano entrando nella Chiesa. Lui definisce proprio il profilo, no? Il profilo dei falsi dottori, persone che sono entrate nella Chiesa, okay? Persone che hanno cominciato a predicare all'interno della Chiesa, che avevano false attitudini da cristiani, ma che in realtà stavano allontanando le persone più deboli dalla Chiesa, portandole fuori per un proprio interesse personale, sia di denaro, sia proprio di spirituale, di perdizione, ossia cercavano di allontanare i nuovi credenti dalla Chiesa di Dio. Okay? Questo è proprio un panorama che più o meno descrive il Nuovo Testamento. Abbiamo dovuto farlo in 2 ore, gente, datemi possibilità di aver sbagliato qualcosa, probabilmente sì, o dimenticato qualcosa, probabilmente sì, ma questa è un'idea di quello che voi dovrete leggere tutte le volte che aprite la parola di Dio. Le dispense
chiariscono tutto quello che vi ho detto, non manca assolutamente niente, anzi sicuramente dicono di più. Quando voi leggete un libro del Nuovo Testamento, andate lì, guardate la vostra casellina, ok? Guardate i versetti chiave, i versetti di appoggio, dice veramente tutto. E il mio intento era quello di darvi un paio di occhiali per leggere meglio quello che state leggendo, ok? È un lavoro che è durato qualche anno, ho dovuto anch'io fare uno sforzo, però ve lo passo veramente volentieri, perché io sono abituato, voglio capire quello che leggo, perché se non capisco io mi stanco. E io penso che sia un po' per tutti così, no? Se capiamo, apprezziamo di più la parola di Dio, se capiamo, veramente cresciamo nelle vie del Signore, ok? Torno a ripetere, l'unico libro che non affrontiamo oggi è quello dell'Apocalisse, che sarà ovviamente trattato, vediamo se gennaio o febbraio, ma lì intorno vedremo di studiare il libro di Apocalisse. Sarà molto interessante per un semplice motivo, perché stiamo vivendo dei tempi che rappresentano molto bene quello che stiamo noi vivendo, ok? Se ci sentiamo degli alieni, non è un caso, perché il mondo spirituale sta cambiando, ma quello che vi posso assicurare e che ci deve confortare è che Cristo aveva previsto tutto, ok? E questo deve essere il nostro conforto, ok? Qualche domanda rapida per chiudere? Tutto chiaro? Vediamo qua. Perfetto, 9:50. Siamo perfetti, va bene? Preghiamo per chiudere e poi salutiamo anche i nostri telespettatori. Che Dio vi benedica nella presenza del Signore. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questo tempo prezioso nella Tua presenza. Ti chiediamo, Signore, che Tu possa aiutarci, Signore, a ritenere quello che Tu ci hai dato questa sera, farlo nostro, Signore, e crescere nelle Tue vie ogni giorno di più. Aiutaci, Signore, veramente in questa strada che Tu hai preparato per noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, un saluto a tutti. Arrivederci su questi schermi.